Tamam. Puan olmaz mı?
Ci avete dato un'emozione grandissima, mi avete dato una forza. Quando tornerò dirò che ho sentito tanta gente e tanta musica dentro di noi e avremo coraggio di andare avanti. La nostra è un'associazione povera e quindi non ho grandi regali da fare a tutti voi, ma volevo regalare un pochino di emozione del Madagascar con il libro che ha scritto un mio caro amico che parte domani e che ha raccontato emozioni. Ed è una piccola staffetta, è un piccolo libro, ce ne sono ancora forse alcune copie se qualcuno vuole comprarlo o dare una piccola offerta, che si chiama Viaggi in un mondo senza tempo ed è un libro di emozioni. Voglio darlo allo splendido direttore d'orchestra di oggi, e anche ovviamente maestro del coro Le Sorgenti. Volevo darne uno ovviamente al direttore del coro di Anzano e uno alla splendida direttrice e primo violino di questi magnifici ragazzi. Ho solo un libro da dare, non ho un libro da dare a tutti quanti. A tutti quanti do un abbraccio fortissimo e vi avrò nel cuore. Passatevelo questo libro. Grazie a tutti, è stato un piacere, grazie per averci accompagnati in questa serata, buona festa dell'Immacolata e buon Natale a tutti quanti voi. La gara nazionale si svolge qui all'Alberini perché l'anno scorso, un po' per colpa mia, un po' per colpa del professor Carbonelli, abbiamo preparato una ragazza che è riuscita sia nello scritto sia nella parte pratica a fare un bellissimo risultato e quindi a vincere il primo posto in enogastronomia. Ci troviamo qui quest'anno perché l'anno scorso una mia studentessa, Emma Catapan, ha vinto a Forlimpopoli la gara nazionale degli istituti alberghieri. Eravamo consapevoli già dalla vittoria che avremmo dovuto cominciare a lavorare, quindi è iniziata esattamente il giorno dopo che la nostra studentessa ha vinto e poi dall'anno scolastico, quindi da settembre in poi, è cominciata l'organizzazione vera e propria. All'interno della gara ci sono sostanzialmente 3 gare, una per ogni percorso formativo: cucina, sala e vendita e accoglienza turistica. Tutte e 3 le articolazioni svolgono una prova progettuale, quindi teorica, scritta, poi le articolazioni si dividono, cucina fa una gara all'interno della cucina che dura 90 minuti e quindi poi c'è la parte della degustazione, mentre per sala bar è divisa la parte pratica in 3 momenti, uno legato alla preparazione di un tavolo, quindi alla mise en place, quindi meramente legato alla sala, una legata al bar, quindi con la realizzazione di un cocktail, e un'altra ancora di un momento legato alla sommellerie, quindi alla degustazione del vino e soprattutto al servizio del vino. Mentre accoglienza turistica devono preparare un itinerario turistico e poi svolgere le altre prove legate alla loro articolazione. La prova di laboratorio di cucina consiste in una performance strutturata in 90 minuti di tempo. Gli studenti candidati provengono da diverse regioni d'Italia e devono realizzare il piatto che hanno predisposto e studiato nelle loro scuole di provenienza. La nostra prova di accoglienza turistica consiste in una prova progettuale dove gli studenti si sono cimentati nel progettare un pacchetto turistico
per promuovere il territorio della Marche Trevigiana, valorizzando le peculiarità naturalistiche, artistiche ed enogastronomiche del territorio. Sono Loris Bettiol, insegnante di sala e vendita all'Istituto Alberghiero di Treviso. Nella gara nazionale il mio ruolo era quello di giudice tecnico, quindi della parte pratica di bar. La prova si svolgeva facendo entrare i ragazzi in pedana. Una volta in pedana andavano a sorteggiare uno di 10 drink dati nel bando. Successivamente una breve descrizione di quello che riguardava la storia, gli aneddoti sempre legati al drink, ai singoli prodotti che c'erano all'interno, quindi realizzare i 2 drink che servivano e poi andavamo a degustare. L'esperienza è un'esperienza significativa per noi insegnanti e soprattutto per la scuola. È un lavoro molto impegnativo, complicato, difficile, con tante incognite, però ci ha dato una grandissima soddisfazione, ci ha dato la possibilità di metterci alla prova.